Abbiamo Alberto Pavan. Com'è il Veneto che vorresti? Allora, il Veneto che vorrei è un Veneto in cui in qualsiasi momento possa decidere per qualsiasi roba, se ho voglia deleghe qualcun altro, ma se non ho voglia mi espone in prima persona senza aver bisogno di un rappresentante che non si sa come che sia stato eletto, che non si sa come che venga pagato, che non si sa che rapporti che ha. Quindi se vuoi mi esprimo, se non ho tempo delega qualcun altro. Un Veneto che è una democrazia diretta, che è una democrazia liquida e sì, è molto più versatile come che l'è anche l'economia del Veneto, quindi una politica che sia più coerente con l'economia che l'ha il Veneto, insomma. E nel lavoro come lo vedi il Veneto? Come lo vorresti? Il Veneto va benissimo sul lavoro, lei che è praticamente soffregata da burocrazia, soffregata da certe istituzioni che rema contro e quindi basterebbe solo che andasse passo strada, che fosse libero, che non avesse aie tarpate, che non avesse catene e la buona volontà dei veneti e la capacità quella non manca, quindi basta solo che cavarghe le palle in piede e che sappi quel che è. E fra quanti anni saremo dipendenti? Secondo me vorrà tanto perché purtroppo la mentalità, la pigrizia anche e sentirsi appartenere all'Italia perché a scuola ti insegna così che vorrà tanto tempo per disintossicarsi e per finalmente arrivare a una consapevolezza. Quindi non sono molto ottimista, però insomma vedo qua tanta gente che vorrebbe farmi cambiare idea e anche previsioni. E aspettiamo anche il tuo contributo perché tutti assieme si può fare. Io a San Marco. Grazie. Niente.